Buonasera Presidente. Yes, we can. Good morning. Yes, we can. Oh. Buonasera Presidente. Buonasera, scusa. Mettilo là questo. Sì, ma dai. Senta, ma cosa sta facendo Presidente? E niente, sto raccogliendo un po' di cose qua. Ma quindi è vero? Cosa? Che vende il Verona. Allora, voi giornalisti, siete proprio una razza strana, Perché? Veramente, uno sta facendo un po' di ordine in ufficio e subito a pensare che uno vende la società. Se mi vedi che scendo dalla macchina con una scatola in mano, pensi che ti vendo la macchina? Ma no! Se esco di casa con lo scatolone in mano, pensi che ti vendo la casa? No. Se esco dalla casa di mia zia con lo scatolone in mano, pensi che ti vendo anche mia zia? No, Voi siete veramente pazzi, veramente. No. Comunque sì, il Grecia Verona in vendita. Conferma? Ci ho messo anche il cartello qua. Conferma Presidente, è in vendita? Scusa un secondo, un attimo. Sì, perché cosa? Chi c'è? Sentiamo. No, allora, il vaso cinese me lo mette 200. Ma cosa? Le gondole di Venezia che si illuminano me le metti a 4,50. Ma cosa vuoi che sappiano loro che sono di plastica? Ci dico io, it's vetro di Murano. No, ma non può fare ste Lo babucconate so che qua. sembra plastica, ma io ci dico che il coso di Murano è fatto così, dai. Ma come? Ma Ma vengono dai. dal Texas, cosa vuoi che sappiano come è fatto il coso di Murano? Dai, su. No, il cappello da messicano me lo tengo, me lo metto io in taverna che è una figata. Ascolta, quelle 4 coppe che ci sono sulla mensola lì, Come quelle 4 coppe? quelle che c'è scritto torneo di calcetto. Ecco. Togli l'etichetta, che ho fatto fare delle etichette che ho scritto Coppa UEFA. Ma no, ma non ci crede Ma non lo nessuno, ma non le sanno dai. queste cose, qua uno c'è scritto Mitropa Cup. Ecco, sì. Mitropa Ok, Cup. ciao. Scusa. Vende proprio tutto. Qua bisogna arrivare a patta di 75 milioni, qualcosa devo mettere un po'. Devo dirci, guarda, ti compri questi, i vetri di Murano, queste cose qua. Sì, vabbè, ma dai. Ad esempio, secondo te, non riesco a quantificare perché su 4 ruote non c'è più. Cosa? C'ho una Palio Weekend. Ma dai. No, è tenuta bene, ce l'aveva incomodato d'uso il Zaffaroni. Era un benefit. Lo devo chiamare perché mi ha lasciato il cappello sul sedile. Anche quello. Beh, insomma, i tifosi si devono preoccupare. No, si legge che lei è Sogliano, ci sarete ancora, però per quanto tempo? Dovrei, allora, rispondere a questo quesito qua è un po' come un cacco che liga. È prematuro. Però guarda, si parla di incontri con il sindaco per lo stadio nuovo, cosa ci può dire? Anche qua è tutto fermo. Volevamo incontrare effettivamente il sindaco, io e gli americani and Americans, ma abbiamo trovato coda qua in via Pallone. C'era coda. Strano, Siamo arrivati tardi, era quasi ora di pausa pranzo, gli uffici erano tutti chiusi, siamo d'accordo che ci ritroviamo dopo le feste, così magari insomma la coda è un po' defluita. Voglio fare un'anticipazione ai tifosi, sicuramente cambierà anche il nome. Non sarà più Grecia Verona, sarà Texas Verona. No, dai, ma per piacere.